Buongiorno e benvenuti a Focus TG, come sempre un'ora e mezza in diretta con tutte le ultime notizie dal Veneto, con i collegamenti dalle nostre redazioni in tutte le province della regione. Oggi gli occhi sono puntati in particolar modo sulla Procura di Venezia perché è stato annunciato un punto stampa nel quale si farà il punto sulle indagini per la strage del bus a Mestre, l'incidente nel quale persero la vita 21 persone. Noi ci colleghiamo con Ilaria Marchiori che assieme a Sandro Ponchio si trova proprio all'ingresso della Procura Venezia. Te la linea Ilaria, buongiorno. Sì, buongiorno Filippo, buongiorno ai nostri telespettatori, siamo proprio qui di fronte dove a breve entreremo e capiremo che cosa ha da dire oggi il procuratore capo Bruno Cherchi. Intanto vi annuncio che questa mattina è stato conferito l'incarico all'ingegner Nicola Chemello dalla PM che ha in mano il fascicolo delle indagini, la PM Cameli, di estrarre e analizzare il disco fisso della scatola nera che si trovava all'interno del bus guidato da Alberto Rizzotto la sera dell'incidente lo scorso 3 ottobre e qui sono immagazzinate le 3 telecamere interne al mezzo, una che è quella della visuale del conducente, una che riprende il bus da davanti a dietro e viceversa. Dunque queste 3 saranno esaminate e da lì potrà emergere proprio, o meglio quello che si spera, la descrizione di quello che è accaduto quella sera. Questa mattina erano presenti anche all'udienza anche i legali dei 3 indagati, ricordiamo i 2 dirigenti del Comune di Venezia e l'amministratore delegato della linea Fiorese. Dunque anche loro hanno potuto partecipare, assistere al conferimento di questo incarico all'ingegner Chemello. Una novità è che sarà esaminato ulteriormente, anche questa è una notizia, il cellulare di Alberto Rizzotto per vedere se eventualmente possano emergere ulteriori dettagli anche da lì, se potrebbe averlo utilizzato in qualche modo prima o comunque durante, ma sapevamo che, secondo quanto c'era stato detto almeno pochi giorni dopo il tragico incidente, sembravano non esserci particolari dettagli che emergessero da questo telefono. Ricordiamo invece che un paio di giorni fa si è svolto il primo dei 2 sopralluoghi sul cavalcavia da parte dell'ingegner Placido Migliorino, definito il mastino proprio per le sue analisi accurate e dettagliate sul ponte Morandi, che ha analizzato ovviamente il cavalcavia, il guardrail, il punto da cui è precipitato di sotto il bus e poi invece si è recato all'ex deposito di Via Torino dove è custodito il bus per esaminarlo. Molti ovviamente i dubbi, sono state effettuate molte fotografie e dunque si vorranno chiarire un po' anche tutti gli aspetti che riguardano la meccanica del mezzo, dallo sterzo al semiasse, perché ovviamente potrebbero essere state trovate delle anomalie in tal senso. Dunque ancora un'indagine a 360 gradi mentre stiamo ancora attendendo gli esiti dell'autopsia sul corpo dell'autista Alberto Rizzotto, il cui funerale, ricordiamo, è già stato celebrato, però ovviamente l'autopsia sapevamo avrebbe avuto delle tempistiche abbastanza lunghe, come ci aveva detto lo stesso procuratore qualche settimana fa. Questi al momento i dettagli per quanto riguarda l'indagine. Se se riusciremo a collegarci anche al termine della conferenza qui in procura ve lo faremo sapere. Da Venezia per ora è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori e Sandro Ponchio in collegamento dalla Procura di Venezia. Vi ricordiamo che tra circa un'ora è previsto un punto stampa con gli aggiornamenti per quello che riguarda le indagini sulla strage dell'autobus a Mestre. Noi intanto ci trasferiamo nel Padovano per un colpo che è stato inferto al traffico di stupefacenti. La squadra mobile ha arrestato 2 trafficanti albanesi sorpresi con 7 kg di cocaina a bordo della loro auto, una quantità che avrebbe alimentato le piazze di spaccio del Triveneto.
La droga era nascosta nel vano delle 2 auto tra i fanali e la carrozzeria, 7 kg di cocaina purissima suddivisa in 2 parti, un carico importante, quello sequestrato dalla squadra mobile di Padova, 2 trafficanti albanesi fermati a Piazzola sul Brenta. L'indagine che ha portato all'arresto dei 2 stranieri era partita a luglio quando, durante un controllo antidroga in un agriturismo di Piazzola sul Brenta, i poliziotti avevano sorpreso alcuni stranieri irregolari. Uno di questi aveva con sé un etto di cocaina. La struttura alberghiera venne chiusa per 30 giorni dal questore, ma dopo questa scoperta gli agenti avevano iniziato a ricostruire la provenienza della droga, arrivando ad un 41enne albanese del posto. Sebbene l'uomo non avesse precedenti, era stato visto incontrarsi parecchie volte con i suoi connazionali che arrivavano da fuori provincia a bordo di auto con targhe straniere. Incontri sempre brevi, sempre vicino ad un supermercato della zona. I poliziotti così lo hanno pedinato fino a quando nei giorni scorsi l'hanno visto uscire di casa e raggiungere ancora una volta il supermercato. Ad attenderlo questa volta un connazionale residente in Germania. I 2 albanesi, dopo essere entrati in un bar, hanno raggiunto un'auto parcheggiata poco lontano, hanno recuperato la vettura con targa tedesca e si sono diretti in un luogo appartato. A quel punto i poliziotti sono intervenuti. I 2 albanesi non hanno posto resistenza, anche se alla vista erano sembrati agitati. I poliziotti hanno trovato 7 kg nascosti nell'incavo delle 2 auto, un carico destinato alle piazze di spaccio del Triveneto e che avrebbe fruttato molto ai 2 trafficanti. E invece a Padova, proprio capoluogo, avevano fatto molto discutere naturalmente le immagini di un ciclista che sfidava praticamente i mezzi pubblici andandogli incontro. È stato individuato un ragazzo di 17 anni. Ha un nome e sarà sentito dai carabinieri lo spericolato ciclista che si diverte a sfidare i mezzi pubblici impennando con la sua bicicletta. Ha 17 anni e vive in provincia di Padova e ha pubblicato le sue bravate con lo pseudonimo VS22 sui social network. Ora però il giovane rischia perché è stato convocato dai carabinieri. Resterà però da capire se riceverà dai militari solo un ammonimento o se verrà anche denunciato. Le sue bravate stanno girando nelle chat e nei social network. In molti si sono scagliati giustamente contro le scorribande del ciclista acrobatico, con il sindacato degli autisti dei mezzi pubblici che si diceva preoccupato per questi gesti. Sulla rete il dibattito è acceso. La maggior parte però lo critica, ma qualcuno, soprattutto i giovani e i giovanissimi, ne prendono le difese. Resta il fatto che le sfide del giovane sono un pessimo esempio e un pericolo per chi se lo trova davanti. Adesso ci spostiamo a Vicenza, in Viale del Sole, una delle arterie stradali più importanti. I cittadini chiedono di modificare i tempi del verde semaforico per i pedoni. Noi siamo andati a dargli voce, vedo che è in collegamento per noi Daniele Garbina. Te la linea, Daniele, buongiorno. Sì, grazie Filippo, buongiorno ai telespettatori. Siamo a Vicenza, appunto, siamo al Villaggio del Sole, in compagnia c'è il consigliere comunale Giovanni Rolando. Buongiorno a tutti. Ecco, il consigliere oggi in veste però anche di portavoce del comitato dell'Albera, soprattutto perché e perché siamo qui? Allora, siamo qui con uno scopo ben preciso. Vorremmo ridurre il tempo di attesa dei pedoni per l'attraversamento di Viale del Sole, viale a grande scorrimento, a 4 corsie, e contemporaneamente diminuire il tempo di attesa per i pedoni che devono attraversare. Pronto, facciamo subito partire il cronometro, no? Facciamo una prova proprio pratica per capire, facciamo partire la richiesta. No, bisogna aspettare che diventi ecco. Ecco, intanto però comunque spieghiamo qual è il problema, cioè questa era una zona di alto scorrimento di traffico, passavano tantissimi tir dopo la realizzazione della bretella che finalmente dopo decenni ha permesso di far passare il traffico pesante esternamente al quartiere. I tempi però del semaforo sono tarati ancora con il vecchio sistema, con il traffico pesante. Questo si traduce per un grosso problema per chi? Per i pedoni, si traduce per i pedoni. In questa strada molti sono le persone anziane, alcuni hanno difficoltà di movimentazione, deambulazione e così via, e quindi
non va bene, bisogna ridurre il tempo. Eccolo qua, possiamo andare? Sì, possiamo andare. Quindi abbiamo fatto scattare il cronometro e come vede non si riesce neanche ad attraversare seppure celermente, e quindi diventa subito giallo. Questo significa che per le persone è un grosso problema e noi vorremmo che da 10 secondi per la larghezza di 14 metri diventassero almeno 15 e il tempo di attesa fermo al marciapiede da 125 secondi, cioè più di 2 minuti ad aspettare, almeno si dimezzi questo tempo. Quindi questo è che chiediamo al sindaco, primo responsabile della sicurezza e della salute dei cittadini, che intervenga. È la prima volta che fate questa richiesta? Non è la prima volta, ma sempre ci veniva, come dire, motivato dal fatto che essendoci i tir, i mezzi pesanti, allora non era utile come dire, abbreviare il tempo di attesa perché si formavano più code. Adesso c'è una nuova situazione che si è determinata grazie all'apertura della bretella e quindi la drastica diminuzione dei tir dei mezzi pesanti, anche un numero ridotto di veicoli, quindi le condizioni ci sono tutte per intervenire. Noi vediamo lì che c'è un gazebo, avete mobilitato le persone, sono d'accordo? Sì, con certamente, voi? sono tuttissime d'accordo con noi, anzi ci ringraziano per tutto quello che abbiamo fatto in questi anni per realizzare questa strada, primo stralcio della tangenziale, e quindi benissimo. E in più questa iniziativa che serve moltissimo perché c'è anche qualcuno che magari per la fretta, magari non ha voglia di aspettare 2 minuti e si avventura, rischiando la vita. Ecco, io direi che mi sembra che come abbiamo visto in questo momento. Noi adesso fra un po' andiamo in municipio a protocollare una lettera con queste richieste. Non abbiamo dubbi che il sindaco interverrà. Ecco, allora con questa speranza io direi che tanto per il momento possiamo chiudere qui. Noi seguiremo la vicenda e quindi nel caso non succedesse noi siamo sempre presenti. Per il momento allora salutiamo. Ringraziamo i telespettatori e voi della TV. Ecco, Filippo, se non c'è qualche altro contributo io restituirei la linea allo studio. Grazie Daniele Garbini in collegamento da Vicenza, grazie anche al suo ospite. Vedremo come si risolve questa questione. Effettivamente il tempo ci è sembrato veramente molto risicato per attraversare la strada. Noi rimaniamo in provincia di Vicenza per parlare di controlli antidroga delle fiamme gialle. Sono stati setacciati edifici abbandonati, parcheggi e stazioni degli autobus in alcuni comuni dell'Ovest vicentino. Valdagno, un giovane spacciatore arrestato, uno denunciato e sequestrati 200 grammi di sostanze stupefacenti per un valore complessivo di 9.000 euro. È il bilancio dell'ultimo blitz antidroga compiuto dagli uomini della Guardia di Finanza della compagnia di Arzignano. Con l'impiego anche dei cani del nucleo cinofili, i controlli si sono estesi nelle zone calde dello spaccio fino alle aree periferiche di Montecchio Maggiore. Setacciati parchi pubblici, edifici abbandonati, parcheggi isolati e stazioni dei bus. Proprio nel terminal dei mezzi pubblici di Valdagno è stato colto in flagranza un ventenne sorpreso a cedere cocaina. La stessa sostanza è stata poi ritrovata anche al suo domicilio, con anche dosi di hashish e 2 bilancini di precisione e 440 euro in contanti. Scoperti poi 3 soggetti stranieri segnalati come consumatori in possesso di marijuana, uno dei quali di origine nigeriana era già destinatario di un decreto di espulsione dall'Italia. A Montecchio Maggiore un pusher 22enne è stato denunciato dopo essere stato trovato in possesso di 18 grammi di marijuana e 2 grinder contenenti residui di sostanze stupefacenti. Adesso parliamo di meteo perché l'allerta in regione è quasi finita, ma sono stati giorni di pioggia intensa che hanno messo alla prova i corsi d'acqua del Veneto. A 13 anni dall'alluvione che ha messo in ginocchio il Padovano, siamo allora a Loreggia dove in questi giorni il Musone è stato sorvegliato. Speciale per noi ci sono Chiara Gaiani e Cristian Rocche Agliende. Buongiorno Chiara.
Buongiorno Filippo, buongiorno a tutti i telespettatori. Come dicevi tu, ci troviamo lungo l'argine del Muson a Loreggia. Con noi ringraziamo il sindaco di Loreggia Manuela Marangon, l'assessore alla protezione civile Pierluigi Santucci e anche il responsabile dell'ufficio tecnico Stefano Verzotto. Sindaco, lei vive tra l'altro proprio a ridosso del Muson. Come ha vissuto questi giorni? La giornata un po' più critica è stata quella di martedì. Diciamo che fino alle 2:30 il fiume si è alzato, è un torrente e quindi spesso ci fa di queste sorprese che si alza velocemente e altrettanto velocemente poi cala. È un territorio bellissimo su cui si può investire e uno decide di viverci vicino proprio perché ama questo territorio. Ovviamente ci sono momenti in cui la paura c'è. C'è la paura, però martedì è andata benissimo, nel senso che fino alle 2:30 è cresciuto in modo importante e poi però alle 2:30 si è stabilizzato e ha cominciato a decrescere, quindi si tira sempre un gran respiro di sollievo, il sapere che ci sono comunque delle vasche di laminazione che sono entrate in azione e che quindi tutelano questo territorio, visti i progressi per un sindaco e per tutto il territorio è un qualcosa di assolutamente importante e tranquillizzante. Ecco, non avevate preparato i sacchi di sabbia? Assolutamente no, c'è stata una preallerta con congruo anticipo, quindi eravamo già pronti in un eventuale intervento del gruppo di protezione civile, che non è stato necessario perché comunque la problematica è rientrata ancora prima di mettere in atto le nostre manovre. È stato provvidenziale anche l'intervento del bacino di contenimento e diciamo che a differenza del sindaco io ero abbastanza sereno perché grazie alla protezione civile eravamo già pronti a qualsiasi evenienza. Ecco perché questo corso d'acqua, il Muson dei Sassi, arriva proprio da monte, quindi nella zona di Castelfranco sono state costruite dalla regione delle vasche di laminazione che sono state fatte entrare in funzione nella giornata di martedì. Tra l'altro vi faccio vedere come il fiume sia comunque il carattere torrentizio è chiarissimo dallo scorrere dell'acqua e questa zona purtroppo ha avuto recenti alluvioni. La memoria storica di questo è Stefano Verzotto, l'anno più tragico per tutta quest'area è stato il 1998. Sì, proprio così, nel 98 a valle del punto di dove siamo adesso, diciamo verso Campo San Piero, un bel tratto di argine, quasi 50 metri, 40 metri, sono proprio saltati completamente e hanno invaso tutta la parte sud del nostro territorio con un livello di acqua notevole. Non ci sono stati, diciamo, in quella fase lì, anche in quell'episodio, diciamo, persone che hanno dovuto abbandonare, tranne una coppia di anziani che avevano un livello alto, sono stati recuperati dai vigili del fuoco. E quindi dopo è iniziato anche da parte del Genio Civile delle opere di consolidamento che sono scaturite, sono state diaframmate l'argine in sinistra idraulica con una banca arginale di rinforzo. Qualche anno dopo è stata anche rinforzata la banca arginale a ovest. Ecco, tutte opere che sono magari visibili anche in questa zona, che sono state poi usate anche dal punto di vista naturalistico. Un'ultima domanda, un flash, chiedo all'assessore alla protezione civile, vi preoccupano come sempre gli argini quando ci sono queste piene? Allora, sono convinto che comunque un primo intervento di rinforzo degli argini che avevano interessato l'alluvione passata è già stato fatto, se non sbaglio, giusto? E confidiamo appunto con un controllo anche della restante parte. Ripeto, per quanto a mia conoscenza, allo stato attuale abbiamo abbastanza il monitoraggio della situazione sotto controllo e confidiamo comunque che ci siano altri interventi e aspettiamo qui. Perfetto, allora vedete appunto che per fortuna tutti tirano un sospiro di sollievo, compreso chi vive proprio vicino al fiume come il sindaco. Allora ringrazio tutti i miei ospiti, ringrazio anche Cristian Roque Allende da Loreggia, ti restituisco la linea. Noi ringraziamo Chiara Gaiani per questo collegamento in diretta da Loreggia e continuiamo a darvi notizia di altri sequestri di stupefacenti. Ce ne sono stati, ve ne stiamo dando parecchi in questa edizione di Focus TG. In questo caso si tratta di un sequestro che è avvenuto al termine di un inseguimento da Carmignano di Brenta fino a Fontaniva, quindi siamo sempre in Alta Padovana, e in auto è stato trovato un grosso quantitativo di droga, vediamo.
Giravano in macchina con 3 panetti di hashish da 1 chilo l'uno, arrestati dai carabinieri di Carmignano di Brenta, 2 cittadini marocchini di 40 e 20 anni. Il più anziano dei 2, in Italia dal 2001, è residente a Resana, in provincia di Treviso, mentre il secondo risulta senza fissa dimora. I 2, verso le 9:30 di ieri sera, alla guida di una BMW stavano percorrendo le strade del comune dell'Alta Padovana, quando hanno notato un posto di blocco dei carabinieri. Per evitare i controlli, i 2 hanno cambiato strada, cosa che non è sfuggita ai militari, che hanno inseguito e fermato il mezzo fino a Fontaniva. Visto l'atteggiamento dei 2, i carabinieri hanno perquisito la vettura, trovando nascosti sotto il sedile del conducente i 3 kg di droga. I 2 sono stati quindi arrestati per spaccio di stupefacenti e portati alla casa circondariale di Padova. Noi ci spostiamo un pochino più a nord, arriviamo a Bassano del Grappa, perché c'è stato un blitz della Guardia di Finanza nelle case di riposo comunali e ci aggiorna sulle ultime novità Vanessa Banzato. Nuova bufera per quanto riguarda le case di riposo Isaac di Bassano del Grappa, questa volta però viene interessato l'ambito penale perché la Guardia di Finanza di Bassano ha eseguito diverse perquisizioni, sta svolgendo indagini relative a presunte irregolarità per appalti e affidamenti ad alcune cooperative, in primis Bassano Solidale, che è una delle più grandi cooperative della zona. Risultano iscritti al momento nel registro degli indagati la direttrice dell'Isaac di Bassano Chiara Assunta Tracanzan e il presidente del CDA della cooperativa Bassano Solidale Valentino Chemin. L'ipotesi di reato è turbativa degli incanti, che si occupa appunto di appalti. Sta coordinando il tutto, le indagini e quant'altro, la procura di Vicenza e appunto si diceva gli uomini della Guardia di Finanza hanno eseguito diverse perquisizioni anche nelle abitazioni, non soltanto nella sede amministrativa dell'Isaac, ma anche nelle abitazioni dei 2 iscritti nel registro degli indagati. Diverse perquisizioni, insomma, che si stanno portando avanti per cercare di capire se queste presunte irregolarità corrispondono o meno alla realtà. Di conseguenza adesso le indagini stanno proseguendo in maniera molto serrata, dalle fiamme gialle e dalla procura al momento ancora bocca cucita. Pare che queste presunte irregolarità relative appunto all'affidamento alle cooperative, nello specifico a Bassano Solidale, siano legate a tutto quel discorso annoso dell'esternalizzazione di tantissimi servizi all'interno delle Isaac di Bassano del Grappa, a cominciare dal servizio mensa, solo per citarne uno. Tra l'altro tutti elementi che in più occasioni sono stati presi in considerazione e combattuti dai vari sindacati, dagli esponenti sindacali. Ricorderete le proteste che sono state fatte in maniera unitaria da CGIL, CISL e UIL, dai familiari degli ospiti delle 2 strutture Isaac di Bassano, Sturm e Villa Serena, che appunto lamentavano l'esternalizzazione dei servizi dalle 2 strutture, di conseguenza anche tutta una ricaduta negativa sugli anziani ospiti delle due strutture. Queste dunque le ultime novità da Bassano. Vanessa Banzato per noi ci ha raccontato cosa sta accadendo nelle case di riposo comunali. Noi continuiamo a parlare di comuni, ma per un altro problema, che è quello della finanziaria, che prevederebbe 200 milioni in meno per i comuni nel 2024, un taglio che preoccupa naturalmente le amministrazioni, che sono alle prese con spese sempre maggiori. Il presidente di ANCI Veneto, nonché sindaco di Treviso, Mario Conte, annuncia che chiede un incontro con il ministro Giorgetti. Sulla base delle valutazioni e l'impatto che questa manovra avrà sui comuni veneti, chiederemo un appuntamento a ogni ministro di riferimento, compreso ovviamente il ministro Giorgetti. ANCI pronta a chiedere un incontro al governo per discutere, dice Mario Conte, in modo costruttivo e propositivo della manovra finanziaria. Lo annuncia proprio il presidente dell'Associazione Veneta dei Comuni di rientro dall'Assemblea a Genova, che è stata l'occasione per confrontarsi con i colleghi sindaci sulla situazione dei bilanci comunali. A parità di entrate, sottolinea il primo cittadino di Treviso, le spese sono sempre maggiori e questo provoca una certa insofferenza tra noi sindaci veneti, che abbiamo sempre
sempre garantito bilanci in ordine. La questione settentrionale, aggiunge, deve insomma essere rispolverata. Se in Veneto i sindaci veneti hanno da sempre avuto i conti in ordine, oggi vanno sostenuti, non bisogna chiedere ulteriori sacrifici. E per i sindaci si prospettano tempi di sacrifici per far quadrare i bilanci. A Treviso, ad esempio, tra il 2020 e il 2021 si sono spesi 900.000 euro in più per l'energia elettrica, 500.000 per il gas. Sono aumentate anche le spese per il sociale, come per le deleghe URSS o le assistenze domiciliari. Abbiamo avuto oltre 200.000 euro di spese per il contratto del verde, cioè vuol dire avere sempre gli stessi servizi ma doverli pagare di più. Il Comune di Treviso, in vista del bilancio di previsione da licenziare entro fine anno, sta analizzando voce per voce per capire dove intervenire, partendo da una certezza: la spesa per il sociale non si tocca. Andremo a rivedere tutto quello che è il tema della contribuzione su attività produttive o sulla cultura, e cercheremo di razionalizzare i servizi. Qualche opera pubblica dovrà essere rivista, ridimensionata oppure rinviata. L'aumento delle imposte comunali sarà l'extrema ratio? Capite che è l'ultima cosa che vorremmo fare, però se ci chiedono di tenere in equilibrio i conti, come in Veneto abbiamo sempre fatto, o aumentiamo le tasse o riduciamo i bilanci. Ho ben presente le difficoltà e l'impegno che caratterizzano le vostre giornate, i bisogni concreti e le esigenze che siete chiamati a fronteggiare, ma non posso ignorare il momento particolarmente delicato che stiamo attraversando, ha detto all'Assemblea ANCI il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. La manovra di bilancio, ha aggiunto, per il prossimo anno affronta anche alcune questioni che riguardano più da vicino le attività dei comuni. Gli interventi previsti avranno la caratteristica della selettività e riguarderanno problematiche urgenti e specifiche. Dunque avete sentito, tagli ai comuni, naturalmente i nodi stanno venendo al pettine un po' ovunque. Adesso abbiamo parlato di Treviso con l'annuncio da parte anche dell'assessore Barbisani. Allora sentiamo come hanno reagito le opposizioni in Consiglio Comunale. Il sindaco Conte e l'assessore Barbisani, voglio dire solo che la pacchia è finita. Drastico il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Comunale a Treviso. Per Stefano Pelloni, l'amministrazione Conte ha potuto fare quel che ha fatto solo grazie alle scelte giuste del suo predecessore, che ha lasciato un piccolo tesoretto oggi però esaurito. E ora, commenta sarcastico Pelloni, si impongono tagli in settori che invece dovrebbero essere finanziati. Strano che questa amministrazione si candidi come capitale della cultura, capitale italiana della cultura, e l'assessore al bilancio dica con la grandissima serenità che procederà a dei tagli sulla cultura. Insomma, grandi contraddizioni in giunta Conte per il Partito Democratico. Partito che, oltre a criticare già in Commissione Bilancio riunita oggi pomeriggio che il 31 ottobre nel corso del prossimo Consiglio Comunale avanzerà anche delle proposte concrete. Ad esempio la Corte dei Conti anche quest'anno ha ricordato come l'amministrazione di Treviso sia molto indietro nel recupero dell'evasione fiscale. Ad esempio su questo si tratterebbe di recuperare quelle risorse necessarie oggi per garantire i fondi per la cultura e per il sociale necessari. Perché secondo il capogruppo del PD l'attuale giunta non riesce a scostarsi dall'ovvio senza cercare realmente altre risorse e non solo nella lotta contro l'evasione. Il giudizio comunque aspetta i cittadini, conclude Pelloni, sottolineando come dai banchi dell'opposizione verificheranno se realmente debbano e in quale misura esserci gli annunciati tagli in bilancio. Voglio vedere cosa risponderanno alle famiglie trevigiane che oggi sono sempre più in difficoltà. Avete vista per un istante Edi Caliman ha raggiunto il comandante provinciale della Guardia di Finanza perché a Treviso ci sono stati controlli a tappeto su colf e badanti e sono stati scoperti quasi 300 evasori totali. Sentiamo questo contributo. Buongiorno, siamo in compagnia del colonnello Francesco De Giacomo, comandante provinciale della Guardia di Finanza. Controlli a tappeto su collaboratori domestici, 295 gli irregolari trovati, su un totale di quanti, comandante, ci racconti anche l'operazione che state eseguendo? Su un totale di circa 8.600 collaboratori domestici mappati nella provincia di Treviso. Mappati come? Partendo dai dati forniti all'INPS dai datori di lavoro stesso. Quindi io sgombrerei da subito il campo da un possibile equivoco. Non si tratta di lavoratori in nero, tant'è che al contrario sono stati gli stessi dati forniti all'INPS dai datori di lavoro che ci hanno aiutato a mappare questi collaboratori domestici. Quindi parliamo di colf
e badanti. Da questi dati quindi abbiamo individuato tutti coloro che dal 2017 al 2022 per almeno un'annualità avevano percepito redditi superiori a quella che è la soglia di esenzione dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, che si aggira intorno agli 8.000 euro all'anno. Una volta individuati questi 8.600 collaboratori domestici, abbiamo incrociato i dati dell'INPS con quelli dell'anagrafe tributaria, quindi per capire se negli anni in cui queste persone erano tenute a presentare la dichiarazione lo avevano fatto o meno. Bene, da qui abbiamo scoperto che quasi la metà di questi 8.600 collaboratori domestici, quindi poco più di 4.100, almeno per una delle annualità individuate non avevano presentato la dichiarazione. Da lì quindi siamo partiti con i controlli nella primavera di quest'anno e siamo ancora più o meno al controllo del 7% delle posizioni individuate. Ne abbiamo controllate 295, contestando finora una evasione di circa 12 milioni di euro, evasione che rappresenta più o meno il 10% della base imponibile potenzialmente recuperabile che abbiamo individuato, che si attesta intorno ai 113 milioni di euro. Quindi il lavoro da qui in avanti naturalmente proseguirà per completare il contrasto a questo fenomeno che ci siamo resi conto essere abbastanza diffuso in questa provincia. Ci dà un po' di numeri, di che percentuale parliamo, di che provenienza sono queste persone? Allora, per quanto riguarda il genere, la suddivisione propende marcatamente per il genere femminile. Il 93% di queste persone che abbiamo individuato sono donne, il restante 7% è uomini. 7 su 10 provengono da una determinata area dell'est Europa, in particolare 7 su 10 provengono da Romania, Moldavia e Ucraina. Un fatto particolare, ci diceva prima Colonnello, che molti di questi lavoratori e lavoratrici percepivano anche il reddito di cittadinanza e il reddito di emergenza. Ci racconti? Sì, questo è un vantaggio che hanno potuto trarre dall'occultamento dei redditi che avevano percepito. Risultando quindi nullatenenti, noi abbiamo individuato finora da approfondire circa 170 di queste persone che nel periodo di riferimento hanno percepito il reddito di cittadinanza e 76 che hanno percepito il reddito di emergenza. Addirittura 26 di queste persone avevano percepito negli ultimi anni sia il reddito di cittadinanza che il reddito di emergenza. Quindi adesso, parallelamente allo sviluppo dei controlli fiscali, naturalmente verificheremo se il reddito di cittadinanza e il reddito di emergenza siano stati o meno debitamente percepiti o se invece non spettassero. Intanto abbiamo già individuato alcuni casi di indebita percezione, casi che sono stati segnalati alla Procura della Repubblica di Treviso, perché lo ricordo, insomma, l'indebita percezione del reddito di cittadinanza è un reato e ovviamente li abbiamo segnalati all'INPS affinché provveda a recuperare le somme indebitamente percepite. Vigili del fuoco sono a lavoro dalle prime ore della mattina a Venezia, in sestiere di Cannaregio, dove è caduto parte di un terrazzino in pietra di un'abitazione privata. Sono crollati sulla fondamenta anche alcuni dei capitelli che componevano la ringhiera, fatto che ha richiesto l'intervento per l'appunto dei vigili del fuoco, che con l'utilizzo dell'autopompa lagunare hanno svolto un primo sopralluogo per verificare la staticità del resto del terrazzo e hanno naturalmente transennato la zona. Sul posto anche il personale del Comune di Venezia, nessuna persona è rimasta ferita.
Il gruppo Save ha informato che dalle ore 18 alle 18:50 i siti web degli aeroporti di Venezia e Treviso hanno subito un attacco informatico che li hanno resi inaccessibili al pubblico. La società ha quindi oscurato i siti in via precauzionale e ha lavorato per minimizzare il tempo di disattivazione degli stessi. Sempre per motivi precauzionali, anche i siti degli scali di Verona e Brescia sono stati disattivati e sono ora tutti naturalmente regolarmente operativi. Save informa inoltre che nessun'altra applicazione è stata coinvolta e che le operazioni aeroportuali di tutti gli scali sono procedute sempre regolarmente. Ed ora apriamo la pagina di politica. Sono 56 i comuni della Marca trevigiana che andranno al voto a settembre 2024. Giochi ancora aperti sulle candidature, soprattutto a Vittorio Veneto. Una Lega spaccata da una parte e opposizioni che si stanno riorganizzando dall'altra per trovare il candidato in grado di strappare al Carroccio la poltrona di sindaco. Ospite a Ring l'europarlamentare della Lega Gian Antonio Darè, già sindaco di Vittorio Veneto e padrino politico dell'attuale primo cittadino Antonio Miatto, fa il punto sulle strategie del centrodestra e conferma il nome del vice sindaco Gianluca Posocco come possibile successore dello stesso Miatto, categorico nel non volersi ricandidare per il secondo mandato. Ma il nome che i vertici del partito potrebbero imporre è un altro, quello dell'avvocato Stefano Trubian, già consigliere comunale a Vittorio Veneto e vicino al segretario regionale Alberto Stefani. Quando si è candidato Antonio Miatto e ha detto subito io farò solo un mandato, perché lo abbiamo praticamente costretto, e allora abbiamo subito puntato a una figura che potesse essere la sua continuità, e c'è Gianluca Posocco, che è un ragazzo che ha 42 anni, è il vice sindaco, è stato 5 anni già in consiglio comunale, adesso ha fatto 5 anni in vice sindaco, quindi è la figura, quindi è Posocco in pole position. Di continuità. Lei non ci ripensa? No. E continuiamo, avete sentito, ci sono un po' di movimenti nella Lega. L'assessore regionale Roberto Marcato ha deciso di parlare dopo mesi di silenzio del suo futuro. L'ha fatto in un'intervista esclusiva con il nostro direttore Luigi Bacialli. Sentiamo. Io resto leghista per sempre, io morirò, sono nato leghista e morirò leghista, non posso essere nient'altro, ma non resto in una Lega a qualsiasi costo. Io rimarrò nel Carroccio nella misura in cui il Carroccio continua ad essere la mia casa. Non apre la porta di quella casa per andare altrove, ma nemmeno la chiude a chiave, perché potrebbe diventare insopportabile viverci, soprattutto per lui che ci si trova dal 1992. La Lega di Bossi, dice Roberto Marcato a Focus, la Lega della riscossa del Nord, della lotta contro l'arrogante strapotere politico a sfavore dei più deboli. Se la Lega continua a darmi la possibilità di poter lavorare per questi obiettivi, con questi valori, bene, altrimenti io dovrò fare le mie scelte. Per mesi è stato il protagonista dello strappo più forte nella Lega Veneta in tempesta, con l'acme del ritiro forzato della candidatura a segretario regionale. Mesi nei quali Marcato è stato corteggiato da sirene forziste e venetiste e sostenuto anche fuori dalla galassia del centrodestra. Ringrazio davvero tutte le persone che ho incontrato in questi mesi, e sono state davvero tante, anche da partiti che non avrei mai pensato francamente, però. Che la riflessione continui lo si è visto dall'assenza pesante alla partenza della scuola di formazione politica del Carroccio a Padova. Fumo negli occhi per l'assessore regionale. Io non vedo le piazze piene di leghisti, non vedo i gazebi che esplodono perché dalla gente che c'è sotto, non vedo la fila per fare le tessere, non le vedo queste cose, non sento questo afflato. E allora, come si fa a ritornare a questo? Dando un'identità forte al partito. E sarebbe opportuno che, come succede nella democrazia, la Lega si ritrovasse, facesse un vero congresso federale dove si discuta dei temi e si dà una linea politica. Dopodiché uno, se si riconosce nella linea politica, bene, altrimenti è del tutto evidente che deve fare altre strade. Una linea politica attuale che a Marcato non piace. Io per anni, assieme a Matteo Salvini, abbiamo combattuto l'ipotesi del Ponte di Messina, ma l'abbiamo spiegato ovunque. Oggi invece diventa il provvedimento bandiera per quanto riguarda la Lega di questa finanziaria. Noi faremo una manifestazione con la Le Pen
che rappresenta quanto di più nazionalista ci possa essere in Europa. Allora anche qui siamo un partito nazionalista o siamo un partito federalista? C'è l'autonomia inchiodata, obbligo morale di uscire dal governo se non arriva nel 2024, dice apertamente l'assessore. C'è una sudditanza inaccettabile nei confronti della Lega Lombarda e un rapporto complicato con Fratelli d'Italia. Molti problemi da risolvere prima che arrivi, dopo europee ed amministrative, l'appuntamento cruciale delle regionali, peraltro senza Zaia. Candidato alle europee o a sindaco di Venezia, Marcato crede poco a tutti e due e lancia una sua personale, inaspettata terza via per il governatore. Lui potrebbe essere il primo presidente della Repubblica Veneto, per la storia che ha, per lo standing che ha non solo nazionale ma anche internazionale, per le capacità che ha, quella è la via che io immagino per il Presidente. Avete sentito anche tutti i dubbi, al di là di questo ultimo ipotesi sul futuro di Zaia da parte dell'assessore regionale della Lega Roberto Marcato, che ha detto che non rimarrà nel partito a tutti i costi, esponendo anche i vari motivi per cui è in dubbio. Chi non ha dubbi invece è il consigliere regionale padovano Fabrizio Boron, che ha annunciato un imminente cambio di partito e ieri sera a Focus ha commentato anche le affermazioni di Roberto Marcato. La scelta ovviamente di una casa politica, per chi fa politica, è necessaria. Cioè non è che puoi permetterti di fare politica individualmente, no? Devi comunque avere un contesto politico dove puoi esprimere il tuo modo di pensare, di vedere, ma allo stesso tempo hai una forza politica che può portare avanti delle idee, può portare avanti i progetti. I tempi sono quasi maturi per Fabrizio Boron per trovare una nuova casa politica dopo la sua espulsione dalla Lega. Il consigliere regionale, ospite ieri sera a Focus, annuncia che presto comunicherà la sua decisione. Forza Italia sembra la scelta più scontata, quella data quasi per certa da mesi. Difficile abbandonare la casacca leghista per Boron, che però da tempo non si riconosceva più nelle scelte del partito, puntando il dito sui congressi. I congressi sono quelli che abbiamo visto come quello regionale e quelli provinciali, dove ovviamente hanno fatto le tessere prima e si sono scritti i regolamenti per dire chi vota e chi non vota in base al pallottoliere che gli diceva ce la faccio o non ce la faccio. Non serve, perché così crei spaccatura ancora più profonda, no? I congressi fatti così come sono stati fatti hanno creato quella spaccatura che Marcato ha menzionato. Come ogni addio, niente è semplice, e anche Boron, dopo aver ascoltato le parole di Roberto Marcato nell'intervista esclusiva rilasciata sempre a Focus al direttore Luigi Bacialli, non risparmia critiche ai vertici del suo partito, che a suo dire non si è mai dimostrato solidale con lui. Non ho avuto bisogno di dire prendo la porta e vado, perché mi hanno buttato fuori loro dalla porta. E la cosa importante è che quando è successo nessuno ha alzato il dito, però nessuno ha alzato, perché su questo devo ricordarlo anche per le parole che ho sentito, non c'è stato il scandalizzarsi e dire così non si fa, non è giusto. Quando si fanno le epurazioni in fase congressuale ci doveva essere la rivolta di tutti, anche di Roberto Marcato in questo contesto, e non lasciare che come nulla fosse avvenuto si andasse avanti verso quello che era un esito scontato visto le premesse. Ecco, oggi non c'è più nulla da salvare. E a proposito di uscite o espulsioni dalla Lega, in Consiglio Comunale a Belluno ha esordito un nuovo gruppo consiliare. Si chiama Più Forti Insieme ed è costituito da 2 consiglieri di maggioranza usciti dalla Lega e per questo espulsi dal partito. Consigliere La Grua, voi siete o no un gruppo che fa parte della maggioranza? Noi ci sentiamo parte della maggioranza e lavoriamo in questo senso. Se le parole hanno un peso, Francesco La Grua, che con il collega Roberto Ferro costituiscono il gruppo nuovo consiliare Più Forti Insieme, le sa soppesare abilmente ma con prudenza. La Grua e Ferro hanno deciso di lasciare il gruppo del Carroccio dopo l'arrivo del tutor inviato dal segretario regionale Stefani per riportare la barra a dritta in Consiglio Comunale. Non si immaginavano però di venire espulsi dal partito, e questo ha delineato uno scenario assai diverso per la maggioranza, che a Palazzo Rosso sostiene l'amministrazione De Pellegrini. Abbiamo anche votato per adesso sempre sì, quindi noi ci sentiamo della maggioranza. La questione che è sorta in conferenza di capigruppo, laddove io ho detto che il nostro gruppo non era in maggioranza, in realtà nasce da un equivoco
motivato dal fatto che, come risulta, noi non siamo stati invitati alla riunione di maggioranza. La Grua e Ferro hanno dichiarato di restare fedeli alla Lega del presidente Zaia e dunque la loro iniziativa politica nasce nel perimetro della coalizione di centrodestra che si è formata nella primavera del 2022. La notizia del cartellino rosso ai due consiglieri è arrivato come un fulmine a ciel sereno. Formalmente noi non abbiamo ricevuto nulla, se non un messaggio ricevuto per vie traverse, quindi nemmeno direttamente. In realtà aspettiamo il giudizio in maniera molto serena e noi sappiamo già qual è la nostra sorte e non ci preoccupa in alcun modo. Noi lavoriamo per il Consiglio Comunale di Belluno e quello che succederà a livello di Lega sarà un altro argomento. Noi siamo consiglieri comunali molto vicini alla Regione, a Zaia e alla Giunta Zaia. Focus TG si ferma per un istante, ci rivediamo tra pochissimo. Bentornati in diretta con Focus TG. Assenza di sicurezza e sul lavoro e dipendenti in nero, blitz dei carabinieri nella Marca trevigiana. 7 attività sono state sospese, 20 aziende sanzionate con 250.000 euro. La Marca rimane maglia nera nel Veneto per infortuni sul lavoro, ma nonostante questo, nei cantieri edili, nell'agricoltura e nel commercio regna poca sicurezza e dipendenti costretti a lavorare senza nessun regolare contratto. Uno spaccato preoccupante messo in evidenza anche dagli ultimi controlli dei carabinieri del comando provinciale e del nucleo ispettorato del lavoro. Sono attività periodiche che svolgiamo in maniera incessante, da un lato per contrastare la piaga degli infortuni sul lavoro, dall'altra quella per garantire una sana concorrenza fra le imprese. Ben 7 le attività sospese, 9 lavoratori in nero scoperti nei vari settori e 20 aziende sanzionate per un totale di 250.000 euro. In un cantiere edile di Vedelago in particolare c'erano operai impiegati in quota senza il ponteggio per evitare le cadute nel vuoto. Similmente a Giovara del Montello, in un altro cantiere, una ditta di elettricisti stava operando senza adeguati sistemi di protezione individuale contro le cadute dall'alto e senza aver redatto il previsto piano operativo di sicurezza. Tra le carenze che riscontriamo spesso, soprattutto nel settore dell'edilizia, ci sono queste: il mancato utilizzo di dispositivi di protezione individuale, il mancato utilizzo di protezioni proprio per impedire queste cadute nel vuoto dalle impalcature. Non va meglio nel settore dell'agricoltura. Durante le ultime giornate della vendemmia sono state sospese 3 aziende di Valdobbiadene, 2 delle quali per aver impiegato complessivamente 6 lavoratori italiani in nero ed una terza per non aver provveduto a redigere il documento di valutazione dei rischi. In queste circostanze le sanzioni sono pesanti perché appunto possono portare anche alla denuncia del datore di lavoro. Ed ancora in 2 aziende di Cappella Maggiore, dove si effettua il taglio e la lavorazione del legname, sono stati trovati 3 lavoratori, 2 dei quali extracomunitari che operavano in nero, privi di ogni tutela assicurativa e previdenziale. Peraltro anche in passato abbiamo avuto incidenti purtroppo anche fatali in questo particolare comparto e quindi è chiaro che la nostra attenzione è proprio sui settori dove sappiamo che i rischi anche sono maggiori e possono veramente avere conseguenze tragiche. Quindi il nostro intervento è un intervento di contrasto ma anche sicuramente di prevenzione. I controlli non si fermeranno e toccheranno tutti i settori. A proposito di sicurezza sul posto di lavoro, il porto di Marghera è il primo porto in Italia ad utilizzare per la formazione e l'addestramento alla sicurezza dei propri operatori un simulatore di specifiche situazioni di rischio e di emergenza. Apparentemente uguale agli altri, questo container di Porto Marghera è in realtà il primo del suo genere in Italia e funziona per salvare vite umane attraverso corsi di formazione pratica e di prevenzione per la sicurezza dei lavoratori portuali. Al suo interno si possono infatti riprodurre fedelmente problemi, situazioni di difficoltà o di soccorso a persone in pericolo che permettono di sviluppare una conoscenza diretta dei rischi e dei comportamenti da tenere in determinate circostanze. È fondamentale perché consente al lavoratore di essere opportunamente formato per poter agire correttamente nel momento in cui si dovesse, evidenziare un momento di rischio. Il rumore,
l'ambiente pieno di fumo e quindi con la visibilità scarsissima. E se non lo provi davvero con mano, non ti rendi conto, e quando poi ti capita l'incidente la situazione è molto complicata da gestire. Frutto di un accordo tra INAIL, Vigili del Fuoco e Autorità Portuale, questo simulatore di situazioni critiche non solo aiuta la prevenzione dei rischi, ma forma la tutela di chi interviene per salvare un collega in difficoltà, rischi che a volte hanno portato alla morte anche dei soccorritori. 5 terminal rinfusi hanno partecipato ci sono state almeno 3 sessioni formative di circa 100 persone formate, ce ne saranno di ulteriori che porteranno il numero a circa 150. All'interno di questo speciale container i lavoratori del porto affrontano simulazioni di situazioni critiche nate anche grazie alle loro segnalazioni, all'esperienza di chi lavora sul campo. Il nostro iter è cercare di fare un'attività che sia esperienziale sulla tipologia di rischio, sul lavoro che fanno, non a carattere generale, e questo lo possiamo fare solo e esclusivamente sulle loro informazioni. E poco distante da Porto Marghera il Mose sta proteggendo Venezia da un'alta marea eccezionale con forti venti che sta colpendo l'Alto Adriatico. Il sistema di 78 paratoie è in funzione da ieri sera alle 3 bocche di porto della laguna. Fuori dalle paratoie, in mare aperto, l'acqua ha sfiorato i 150 centimetri, 148 per l'esattezza. Il livello del mare da oltre 2 ore è sopra il 1,40 m, mentre nella laguna interna non ha superato i 72 centimetri. La città di Venezia quindi rimane all'asciutto. Licenziamenti inevitabili, ci siamo spostati nel bellunese per gli oramai ex dipendenti ACC, sono soprattutto donne e per molte di loro un ricollocamento si prospetta davvero difficile. Parti sociali in allarme per il futuro dei lavoratori ACC. Il commissario straordinario di Italia ACC Wanbao, Maurizio Castro, ha infatti avviato, come previsto dalla normativa vigente, la procedura di licenziamento collettivo per le 105 persone ancora dipendenti di ACC. Il prossimo 31 dicembre, infatti, le condizioni che hanno portato alla procedura di licenziamento diventeranno inevitabili. È chiaro che la situazione è ancora preoccupante dal punto di vista occupazionale, sono 104 oggi i lavoratori che ancora non hanno trovato una collocazione, 36 di questi dovrebbero essere assunti da SEST secondo gli impegni sottoscritti in Regione Veneto, e quindi attendiamo da SEST la conferma delle assunzioni che dovrebbero avvenire entro la fine dell'anno. Per i restanti 69-70 lavoratori è chiaro che serve un tavolo istituzionale in Regione Veneto. Le parti in campo condividono la necessità di verificare la possibilità di ricorrere ad eventuali misure per fronteggiare le conseguenze della dichiarazione di esuberi e limitarne l'impatto sociale, anche attraverso la convocazione a breve di un tavolo istituzionale presso la Regione Veneto per una conclusiva verifica in merito allo stato di avanzamento degli accordi sottoscritti, con particolare riguardo agli impegni occupazionali in capo al gruppo Luve-Sest. Quelli che oggi sono fuori sono per gran parte donne con un'età superiore ai 50 anni e quindi difficilmente ricollocabili, anche se hanno una competenza importante perché hanno lavorato per anni in un'azienda metalmeccanica che aveva una sua capacità, una sua organizzazione, una sua efficienza importante, forse una delle migliori del territorio provinciale. Le altre lavoratrici, anche in questo caso soprattutto donne, hanno partecipato a un presidio e a uno sciopero che ha coinvolto il Novotel a Mestre. Denunciano stipendi inadeguati e inefficaci strumenti di lavoro. Loro sono uno dei pilastri di qualsiasi struttura ricettiva, eppure in busta paga ricevono 8,16 euro lordi all'ora pagati dalla Zenit, ditta appaltatrice per cui lavorano con un contratto part-time di 25 ore settimanali. Secondo giorno consecutivo di mobilitazione per le lavoratrici e lavoratori del Novotel, albergo a ridosso della tangenziale di Mestre, lungo la Castellana, per chiedere l'aumento in busta paga e il rinnovo del contratto di lavoro, quello del turismo, scaduto nel 2018.
Ancora non abbiamo avuto nessuna risposta da parte dell'azienda, né da Zenit, che è diciamo l'azienda appaltatrice, e nemmeno dalla committenza, cioè dal Novotel, che fa parte del gruppo Accor. Ma non finisce qui. Con lo stipendio altrettanto inadeguati e di bassa qualità gli strumenti di lavoro forniti dall'azienda, a cominciare dalle scarpe antinfortunistica, dicono. Sono ancora dell'altra ditta che avevamo prima, perché loro ci hanno fornito delle ciabatte, non scarpe antinfortunistiche, che però non vanno bene per il nostro lavoro. Le cameriere ai piani puliscono le camere, i bagni, rifanno i letti, insomma assettano le stanze, ma la garanzia di pulizia da loro fornita non è equiparabile nemmeno lontanamente all'equipaggiamento in dotazione, conclude la delegata sindacale. Questi sono di 15 giorni lavorativi e sono come li ho presi. Questi sono di un giorno lavorativo di quelli dell'azienda. Andiamo a conoscere da vicino una delle persone che hanno manifestato. Si chiama Hanan e ci ha raccontato come si fa a vivere con 800 euro al mese con a carico una figlia di 3 anni. Io sono una mamma single, divorziata, ho una figlia di 3 anni, ma io per questo lavoro, per questa busta paga non fammi niente, perché pago l'affitto di 450 euro, il gas 200, la luce 150, l'asilo per mie figlie, la mensa. Ma io non fa niente questa paga. Hanan, mamma single perché divorziata, 25 anni appena, una figlia piccola di 3 anni e i genitori in Marocco da mantenere con il suo unico stipendio, ovvero più o meno quei 40 euro lordi percepiti per ogni giorno di lavoro, che in un mese fanno 816 euro lordi senza straordinario. Soldi che naturalmente non bastano, con l'ex marito assente e che si disinteressa, racconta tra le lacrime sospinte. Padre della mia figlia sempre non messi d'accordo con me, non vuole aiutarmi per sua figlia, c'è tanti problemi per mia vita, ma per questo io ho bisogno di lavoro più... Lavoro fisso, che comunque ti dia più garanzie. Un lavoro fisso meglio per me, perché sono una padre e una madre, tutto sono io. È bella Hanan, sorride nonostante lo sconforto e la grande tristezza. È forte e coraggiosa Hanan perché nonostante i problemi continua a lottare anche con questi 2 giorni di mobilitazione. Lo fa per la sua bimba, per darle quel valore di protezione e amore nel quale si possa sentire al sicuro, dice, a casa, in famiglia, con la sua mamma, che viste le telecamere non si vergogna di chiedere a sua volta sostegno e un aiuto concreto, magari con un nuovo lavoro. Sono un po' dura perché ho trovato tanti problemi con la mia vita. Forza. Sì. Voltiamo pagina da Mestre, andiamo a Vicenza dove si registra un numero di espulsioni record dall'inizio dell'anno, il pugno duro del questore di Vicenza Paolo Sartori, 140 i permessi di soggiorno revocati. Non potrà rientrare in Italia almeno per i prossimi 10 anni. Disposta l'ennesima espulsione dal questore di Vicenza Paolo Sartori, questa volta ai danni di un cittadino albanese di 41 anni. L'uomo era in carcere per furti aggravati e ricettazione, a suo carico 3 sentenze di condanna. Vista la propensione a delinquere, il questore ne ha deciso però l'espulsione. Accompagnato quindi dagli agenti all'aeroporto di Venezia, l'uomo è stato imbarcato su un volo diretto in Albania, a Tirana. Dobbiamo fare in modo che questi qui vadano via dalla città. Noi vogliamo una città sicura. Di delinquenti non abbiamo bisogno, quindi i delinquenti vanno rispediti quanto prima al loro paese. Più espulsioni è questo che chiedono i commercianti del centro di Vicenza per proteggere la città da crimini e degrado, episodi ormai all'ordine del giorno. Ma la strada è già stata intrapresa dal questore Paolo Sartori. Le espulsioni in questo 2023 infatti hanno raggiunto numeri record. Solo dall'inizio dell'anno ho disposto la revoca di oltre 140 permessi di soggiorno nei confronti di persone appunto che non avevano più il titolo per permanere nel nostro territorio. Sono state accompagnate ai centri di permanenza per il rimpatrio 61 persone e altre 11 sono state accompagnate all'aeroporto, imbarcate su voli diretti nei paesi di provenienza. Pugno duro, possiamo dire. Pugno duro assolutamente. Per quanto riguarda questo aspetto io intendo e ho sempre inteso queste attività nel senso di applicare la legge nella maniera più rigorosa possibile.
Dunque pugno duro da parte della questura di Vicenza, ma noi siamo voluti anche andare a sentire quali sono le opinioni e le sensazioni dei vicentini, l'ha fatto sempre Sharon Di Carlo. C'è un senso un po' di insicurezza, un senso un po' di instabilità, non è così rilassante come qualche anno fa. Hanno entrato al Sorarù e hanno rubato, hanno picchiato le persone e la gente che dorme per strada. Tutte queste cose brutte anche per un turista e anche per noi che abitiamo qua in città. Ci si sente meno sicuri quindi? Sì, per dirti anche la sera io abito in centro storico, tante volte prendo il taxi perché non mi sento sicura di camminare sola. Che cosa ne pensa? Malissimo. Una volta era più sicura, adesso invece meno, perché anche per quanto riguarda questi extracomunitari, no? Io infatti in quelle zone tipo Campomarzo, lì è meglio evitare andare in quelle parti lì. Poi qui, zona centro storico, sarà anche un po' più tranquillo, poi dipende anche gli orari, no? La sera a me mi capita di non venirci proprio. Ha paura di venire da sola, di passeggiare da sola la sera? La sera sì, sicuramente. Un po' abbandonata a se stessa. Vedo che ci sono sempre meno negozi di qualità e sempre più negozi chiusi. Ci sono ampi margini di miglioramento. Da che punto di vista? Tanti. Da un punto di vista di sicurezza, di tranquillità, di pulizia in maniera prevalente, ma trovo soprattutto la pulizia che dovrebbe essere migliorata. Come trova Vicenza? Non commento perché sennò mi metterebbero agli arresti. Per me è pessima, perché io sono qui da 50 anni, ma purtroppo invece di migliorare però è un po' l'andamento generale. Qual è la cosa che le viene più agli occhi di questo degrado? Guarda, la sporcizia di varie vie, che non c'è una cura adeguata come c'era tanti anni fa, poi i negozi stanno sparendo, anzi sono già spariti, e non è bello come una volta Vicenza era la signora Vicenza. Da Vicenza saliamo in altopiano, a Gallio, dove si è svolto il Bomba Day a Stoccareddo, gli artificieri all'opera per togliere la bomba incastrata nel muro della casa di Riccardo Baù, il trentenne poi che era morto a giugno nello scoppio di un analogo ordigno. Ecco il momento in cui la torpedine Bettica, l'ordigno bellico della Prima Guerra Mondiale che era incastrato nel muro perimetrale della casa della famiglia Baù a Stoccareddo, viene tolto e spostato per essere poi trasferito nella cava di Caberlaba per il brillamento. La notizia al CCS, il Centro Coordinamento Soccorsi, aperto presso il municipio di Gallio, arriva poco prima di mezzogiorno. La tensione si scioglie in un applauso alla parte più rischiosa delle operazioni che hanno visto impegnati gli artificieri dell'8° Reggimento Genio Guastatori Paracadutisti Folgore è conclusa. I nostri guastatori sono riusciti, devo dire, in tempi record, a fronte di un intervento estremamente complesso, a procedere a rimuovere questo ordigno che era incastonato dentro il muro, quindi si è fatta un'operazione manuale. E queste operazioni sono state precedute stamattina già a partire dalle 7 dall'evacuazione del territorio. Le operazioni di rimozione sono state complesse, peraltro l'ordigno si trova in una posizione unica nel suo genere, come dicevate, incastonato nel muro, un muro di circa 50 cm, per cui l'approccio degli artificieri è stato di tipo manuale, per rimuovere gradualmente, prima facendo un foro laterale e poi raggiungendo gradualmente la posizione dell'ordigno per poi rimuoverlo. L'ordigno è stato messo in sicurezza, caricato su un mezzo dell'esercito italiano per essere poi spostato nell'area della cava dove alle 13:45 è stato fatto brillare. Le 349 persone che sono state fatte evacuare possono rientrare a casa. Adesso sono quasi le ore 13 e ufficialmente possiamo comunicare a tutta la cittadinanza di Stoccareddo e di Zaibena che possono finalmente rientrare nelle loro abitazioni. In segno di rispetto nei confronti di Riccardo Baù, la prefettura ha deciso di non dare un nome alla bomba. Dunque, avete sentito, sono state 349 le persone evacuate per il Bomba Day a Stoccareddo di Gallio. Li ha incontrati per noi Monica Smiderle. E noi abbiamo visto l'ora che venga tolta, le dico la verità, e abbiamo ancora il dispiacere di Riccardo che non ci lascia, specialmente nella mia famiglia.
La bomba là ha ucciso un ragazzo di 30 anni. Il paese era tutto sconvolto. Mentre gli artificieri sono al lavoro per rimuovere l'ordigno bellico dalla casa della famiglia Baù, il pensiero della gente di Stoccareddo va soprattutto a lui, a Riccardo, il giovane che ha perso la vita il 1° giugno a causa dello scoppio di un'altra bomba incastrata sempre nel muro della sua abitazione. Una tragedia che ha segnato profondamente la comunità. È stata una roba grossa per il nostro paesetto. Siamo tutti sconvolti, ecco. Speriamo che tutto vada bene, che vada tutto bene le cose, ecco, che vada tutto bene. Ecco. Lei ha sentito lo scoppio a giugno? Ero giù a Bassumi e l'ho sentito in casa. Ho detto qua è successo qualcosa e così ci ha lasciato Riccardo con immenso dolore che tutti abbiamo sofferto, tutti le Stoccareddo. Io ho sentito lo scoppio, ero in casa, ma non pensavo mai alla morte di Riccardo, che fosse un candelotto di quelli che tiravano nelle trincee per rompere i fili spinati. Però è stata una disgrazia grande. Oggi il pensiero va soprattutto a Riccardo. Purtroppo sì, al giovane purtroppo lo conoscevano bene come un fiolo. Speriamo di chiudere in parte almeno questa triste vicenda di questa ennesima vittima creata dalla Prima Guerra Mondiale, perché quell'ordigno, lo ricordiamo, è un residuo bellico della Prima Guerra Mondiale. Quindi Riccardo Baù purtroppo per noi è stata ad oggi l'ultima vittima di questa Prima Guerra Mondiale. Ora parliamo di una nomina che è arrivata dal Ministro dei Beni Culturali Gennaro Sangiuliano, che ha fatto molto discutere il mondo politico veneziano e non solo. Il giornalista e scrittore siciliano Pietrangelo Buttafuoco è stato nominato alla presidenza della Biennale di Venezia, una scelta fortemente voluta da Fratelli d'Italia. Il giornalista e scrittore Pietrangelo Buttafuoco, siciliano a 60 anni di Catania, è stato designato dal ministro dei beni culturali Gennaro Sangiuliano alla presidenza della Biennale di Venezia. Ora la sua nomina, prima di diventare effettiva, dovrà passare al vaglio delle commissioni cultura di Camera e Senato, che dovrebbero concludere l'iter entro novembre. Il suo predecessore, Roberto Cicutto, rimarrà in carica su richiesta dello stesso ministro Sangiuliano fino a marzo 2024 per favorire un migliore passaggio di consegne. Solo dopo quella data ci sarà l'insediamento ufficiale di Buttafuoco, che però già dal mese prossimo, dopo il via libera formale delle commissioni parlamentari, sarà a Venezia per i primi contatti. Un passaggio di consegne, già nell'area da mesi, contraddistinto da un grande rispetto istituzionale tra i due. Cicutto, che ha portato la Biennale a numeri record, potrà così concludere serenamente il suo mandato fino alla scadenza naturale, portando a termine il Festival di Musica e la Biennale di Architettura. Così il presidente in pectore della Biennale ha ricordato in un recente convegno a Milano il giornalista Leo Longanesi. E pane longanesi significa un'educazione, caro Mario, è proprio quella che io mi sono ritrovato in casa quando bambino. Avevo vicino a me come feticci, come oggetti, le collezioni di giornali che portavano il marchio di Leo Longanesi. Quella di Buttafuoco è una nomina fortemente voluta da Fratelli d'Italia e dal governo Meloni. Tra i primi a complimentarsi per questa designazione c'è il senatore veneziano Raffaele Speranzon, suo grande sostenitore e vice capogruppo di Fratelli d'Italia a Palazzo Madama. Speranzon si è dichiarato felice e ha sottolineato come questa scelta spezzi un altro tetto di cristallo della politica. Poi ha aggiunto: la Biennale è stata considerata in questi anni un feudo della sinistra dove poter collocare amici accoliti. Fu proprio il senatore veneziano, diversi anni fa, quando era assessore alla cultura in provincia, a portare a Venezia Buttafuoco per presentarne un libro. Ora però non mancano le polemiche. Non mancano le polemiche, andiamo a sentirle queste polemiche che dividono soprattutto Fratelli d'Italia e il Partito Democratico. A Pietrangelo Buttafuoco do il benvenuto a Venezia a nome mio personale e di tutta la città. Se il sindaco Luigi Brugnaro ha commentato la nomina del nuovo presidente della Biennale all'insegna della plomb istituzionale, più o meno la stessa linea del presidente di Regione Luca Zaia, per il senatore mestrino di Fratelli d'Italia Raffaele Speranzon si tratta del cambio di passo che il governo Meloni vuole imprimere in ogni sede culturale e sociale della nazione, come la Biennale, definita un feudo in cui la sinistra collocava amici e accoliti. Immediate le reazioni del personale
Partito Democratico veneziano. Per la segretaria Monica Sambo, Speranzon rappresenta la nomina di Buttafuoco per ciò che è, pura lottizzazione politica. Secondo Giuseppe Saccai Sararco, questo provincialismo rischia di compromettere la funzione culturale dell'istituzione. Sulla nomina di Buttafuoco, scrittore e giornalista con un passato nel fronte della gioventù prima e nel movimento sociale italiano in Alleanza Nazionale poi, si è espressa anche la consigliera regionale del Veneto che vogliamo, Elena Ostanel. Invece di pensare ai feudi da espugnare, la destra farebbe meglio a garantire un reale sostegno alla cultura. Per Daniele Giordano, segretario generale della CGIL di Venezia, il governo vede il paese come un tabellone del risico, in cui le nomine sono funzionali alla conquista dei vertici delle istituzioni. Affermazioni cui replicano il coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia Fabio Raschillà e la capogruppo a Farsetti Maica Canton. Quelle a sinistra sono reazioni scomposte che dimostrano che Speranzon ha detto la verità. Sono la cartina al tornasole di un modo inquinato di pensare che evidentemente non ci appartiene. Prima l'attività retribuita di conferenziere, la presentazione di libri, mostre, iniziative culturali, ora spunta anche l'indagine della Procura per una sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Vittorio Sgarbi è nella bufera per l'inchiesta del Fatto Quotidiano che hanno fatto infuriare il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e che sono arrivate ad interessare anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Meloni intende approfondire le questioni che interessano Vittorio Sgarbi, mentre Sangiuliano invece si è già mosso, ha preso carta e penna e scritto all'antitrust per avere un parere sulla liceità dell'attività parallela svolta dal suo sottosegretario. Ieri Vittorio Sgarbi si trovava a Bassano del Grappa e si è difeso così. È una poltiglia di insensatezza, cioè io non ho nessuna incompatibilità, io parlo d'arte sempre e dovunque. Oggi ho parlato d'arte qui a Bassano, è istituzionale, sono sottosegretario del Museo Civico, ma se mi chiama il Rotary perché devo andare gratis? Mi pare talmente evidente, cioè devo vivere alla fame, cioè avendo case, macchine, dipendenti, faccio una conferenza, faccio tutta la vita che parlo, dovrei smettere di parlare d'arte anche gratis perché sarebbe incompatibile col fare il sottosegretario. È un'accusa così violenta che viene dalla delazione di un mio collaboratore che ha raccontato queste cose, che vado a presentare il pittore Azzinari a San Demetrio Corone, faccio un testo per il suo catalogo e non devo essere pagato. Non capisco perché c'è questa mania che siccome il denaro è lo sterco del diavolo, che uno venga pagato per una conferenza, vengo qui, stasera faccio una conferenza su Canova per Antigua, vorranno pagarmi oppure devo andare lì a dire no, sono qua, vi regalo, faccio beneficenza, cioè non capisco, ma vado a Miss Italia, cioè quando leggo queste cose dico certo, messe in quel modo sembrano che io sia uno assetato di denaro, prendo il denaro legittimo per le mie capacità, per essere un noto conferenziere. Quando uno vede il cartellone spettacolo di Sgarbi al Manzoni, voi pagate il biglietto e sarò pagato oppure vado lì al Manzoni a fare, non so, mi sembra una cosa, quindi aspetto che la verifica di queste mie come dire, incompatibilità sia dimostrata inesistente, perché io vedevo un elenco, sono andato a parlare alla rosticceria, ho parlato dei polli dell'arte, del vino, ne parlo del vino dell'arte, vado a Vinitali, devo andarci gratis, cioè, è una poltiglia di insensatezza. Tra l'altro parlano anche di mancate dichiarazioni al fisco? No, questa è una balla assoluta perché ho fatto la rottamazione in marzo, quindi parlano di quello che loro presumono. Se la mia fidanzata non può avere un quadro che compra lei, che le è stato regalato peraltro e che è notificato, perché tutte le mie opere sono notificate a suo nome, sembra che la donna di qualcuno debba essere una sua dipendente, invece è per i fatti. Il resto, questo è quello su cui esiste l'inchiesta che io abbia usato lei, che è un'inchiesta senza senso. Non può essere nessuna inchiesta perché io ho fatto la rottamazione e do 34.000 euro al fisco ogni mese, ogni tempo che danno le scrivanie, è tutto regolare. Ci sarebbe, non so, non dico un attrito, ma problemi col ministro Sangiuliano? Non c'è dubbio. Che c'è? Non c'è dubbio che c'è, da quello che ho letto. E lei che dice invece? Io non ho attriti con lui perché per avere attriti occorre avere delle ragioni, io non ho nessuna ragione, non devo dimostrare, lui vuole dimostrare di essere moralmente più rigoroso di me. Io non vedo che sia nulla, cioè, faccio un esempio che lo riguarda. Se il ministro fa un libro, io ne ho fatti centinaia, lui ne avrà fatti decine, ha un editore? L'editore gli fa il libro senza i diritti d'autore? Non gli dà un anticipo?
Ora lui può dire, io i diritti dell'autore li do in beneficenza, ma non è obbligato. Quindi quello che lui rimprovera a me lo fa chiunque, cioè tutto quello che viene rimproverato può essere l'attività editoriale di cui si è occupato la Gcom per parlare, perché io avrei dovuto, secondo le compagnie, neanche più scrivere d'arte sul giornale, sul Panorama e sul Corriere, e invece hanno dichiarato che lo posso fare. Questo dunque è Vittorio Sgarbi a Bassano del Grappa. A Belluni invece è stato presentato il bilancio di valutazione del primo anno del governo Meloni da parte di Azione. Secondo il segretario provinciale di Belluno di Azione, Andrea De Bortoli, il giudizio è di scarsa attenzione verso la montagna. Mala gestio e poca attenzione al bellunese. A lamentarlo la direzione provinciale di Azione a un anno dall'insediamento del governo Meloni. Tra i punti del bilancio sull'operato di centrodestra e del quale Azione riporta un giudizio deludente spiccano la gestione della crisi della sanità pubblica, per la quale si sfilerà nel capoluogo sabato 28 ottobre, ma anche lo smacco olimpico, per il quale non si esita già a parlare di mezzo fallimento. In primis la sanità, ritenendo che sia importante continuare a investire su questa e operare una politica di razionalizzazione anche della spesa. Saremo presenti all'iniziativa del 28 ottobre a Belluno, perché crediamo che bisogna continuare a investire nella sanità pubblica. Sul tema invece delle Olimpiadi registriamo, diciamo così, il fallimento del progetto di centrodestra e chiediamo che venga presto ristabilite delle gare su Cortina. Penso ad esempio allo sci alpinismo. E sul territorio provinciale il partito, che tra un mese andrà a congresso per il rinnovo delle rappresentanze, prosegue il suo percorso di lenta ma costante crescita, con l'entrata di una decina di nuovi iscritti e il consolidamento del cosiddetto zoccolo duro. Per il segretario uscente Andrea De Bortoli è una grande soddisfazione anche in vista della prima celebrazione del congresso di Belluno nel 2024. Rispetto a 2 anni fa, quando divenni segretario, la nostra comunità cresce. Oggi possiamo contare su almeno una cinquantina di iscritti e il prossimo 11 novembre andremo a congresso a Belluno per rinnovare le cariche. La cosa importante poi che segna diciamo così, la forza e la crescita di questo movimento è che organizzeremo per la prima volta anche il congresso comunale di Belluno, che si celebrerà nei primi mesi del 2024. Ci fermiamo per un istante e torniamo tra pochissimo. Bentornati nuovamente in diretta Focus TG. Andiamo a Padova per raccontarvi di un impegnativo intervento chirurgico che ha permesso di salvare la vita a un ragazzo bosniaco di 16 anni. Un tumore maligno di tipo germinale di 5 kg, grande quanto un pallone da calcio, che continuava a crescere nel torace di Marco, un ragazzo di 16 anni proveniente dalla Bosnia-Erzegovina. È stato operato con successo all'azienda ospedaliera di Padova. Un intervento che ha richiesto un grande lavoro di squadra tra le specialità coinvolte. Proprio nel mettere assieme le competenze diverse e di alto livello dei singoli gruppi che si ottiene un buon risultato. Quindi la discussione nel gruppo oncologico misto e multidisciplinare l'abbiamo da anni, e poi a seconda dei casi dobbiamo chiamare ulteriori competenze che in questa azienda ci sono a tutti i livelli. Un'operazione difficile, appunto, che ha coinvolto il gruppo oncologico multidisciplinare, riferimento nazionale, che si compone di oncologi, chirurghi, radiologi e radioterapisti. Mettere insieme le equip, le competenze e trovare il giusto equilibrio tra tutti è stato sicuramente un grosso impegno organizzativo prima dello svolgimento dell'intervento chirurgico, che anche se appunto temporalmente ha richiesto poche ore, ha comunque richiesto un grosso impegno da parte di tutti. Il lavoro di squadra è da sempre una delle eccellenze dell'azienda ospedaliera padovana. Io sono cresciuto lavorando in squadra, fortunatamente c'è sempre stato un ambiente molto positivo con i chirurghi, con i radioterapisti, quindi è forse una tradizione di Padova che io ho ereditato e che devo portare avanti poi con i medici più giovani. Ora il ragazzo è seguito a distanza per il monitoraggio post-intervento grazie alla telemedicina.
La telemedicina sta diventando veramente uno strumento importantissimo, sta crescendo nel tempo il suo utilizzo, naturalmente l'epidemia del coronavirus ha molto sviluppato questo tipo di strumento. Ricordiamo che la telemedicina vuol dire televisita, vuol dire teleconsulto, vuol dire telecontrollo, vuol dire telemonitoraggio e teleassistenza, cioè ci sono tanti aspetti che vengono compresi all'interno della telemedicina, ma è ormai una tecnologia, una modalità di lavoro che è quotidiana per noi e che lo sarà sempre di più. E Vicenza invece alla vigilia di una nuova campagna vaccinale anti-SARS, la CUB, Confederazione Unitaria di Base, ha scritto a sindaci, assessori e consiglieri comunali per chiedere di raccogliere dati e informazioni per verificare se ci siano stati effetti avversi nella popolazione. C'è bisogno di fare chiarezza sulla questione dei malori improvvisi e dei tanti morti, soprattutto in persone sane, che vediamo tutti i giorni dai nostri giornali. C'è bisogno di chiarezza. Il messaggio viene lanciato dalla CUB, la Confederazione Unitaria di Base, che scrive a sindaci, assessori e consiglieri comunali per chiedere, alla vigilia di una nuova campagna vaccinale anti-SARS-CoV-2, di verificare se ci siano stati oppure no effetti avversi sulla popolazione. Con la lettera che come CUB Veneto abbiamo trasmesso ai sindaci, assessori e consiglieri comunali di tutti gli enti locali del Veneto, abbiamo voluto sollevare la cortina di silenzio che è calata sugli effetti della vaccinazione di massa della popolazione avvenuta nel 2021 contro il virus SARS-CoV-2. Chiederemo i dati alle varie aziende sanitarie del Veneto e vorremmo anche interessare la magistratura. Ci sono troppi casi di malori improvvisi, quindi c'è un aumento esponenziale dei casi di tumore e di recidive, ci sono gli aumenti dei tassi di malattia degli operatori sanitari, aumentati anche fino al 30%. Ci sono le disaffezioni alle vaccinazioni Covid e antinfluenzale degli operatori stessi. La CUB chiede alle istituzioni verifiche su eventuali effetti avversi in seguito alla vaccinazione di massa imposta per legge nel 2021. Vorremmo che fosse fatta un parallelo, un monitoraggio nel medio termine sulla salute della popolazione che non si è sottoposta al vaccino rispetto a chi si è dovuto vaccinare o per convenzione o per obbligo. Ricordiamo che per alcune professioni come quelle sanitarie vigeva l'obbligo, altrimenti si era sospesi dal lavoro. Noi invitiamo i consiglieri comunali, gli assessori e i sindaci a verificare questi piccoli dati. Sono cose che si possono veramente monitorare per capire un fenomeno. Il Popolo della Pace ieri sera in piazza a Padova per condannare la guerra tra Israele e la Palestina. Nonostante la pioggia, in 400 hanno sfilato, fiaccoli in mano e bandiere della pace per condannare ogni forma di violenza, aggressione e rappresaglia contro la popolazione civile sia palestinese che israeliana. A Padova ieri sera ha sfilato il corteo della pace lungo le strade della città, toccando i luoghi del sapere, della giustizia e delle istituzioni. Abbiamo toccato i luoghi simbolo della nostra città, la cultura, dove si incontrano studenti di tutte le nazionalità e insieme studiano, si preparano per creare un futuro di pace. Abbiamo toccato e abbracciato il palazzo simbolo della giustizia, che è quello che chiediamo per il popolo di Palestina nella Terra Santa. Chiediamo che le istituzioni si muovano, ecco perché abbiamo terminato la nostra fiaccolata di fronte a Palazzo Moroni. Il corteo, partito dall'Istona, ha sfilato davanti all'università, il comune e a Palazzo della Ragione. Uniti per la pace ha condannato da un lato l'attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre contro la popolazione civile israeliana, dove sono morti centinaia di bambini e anziani con intere famiglie sterminate, e dall'altro la rappresaglia di Israele che ogni giorno sta bombardando la popolazione palestinese della striscia di Gaza. Qual è l'obiettivo di questo percorso che abbiamo fatto stasera? È quello di chiedere anche al nostro Paese di battere un colpo per arrivare a un vero percorso di pacificazione
il primo passo, noi diciamo che è quello di fermare gli interventi militari e l'invio di armi, di attuare azioni umanitarie e la protezione dei civili che ci stanno rimettendo, ripeto, sono loro le vittime, e garantire il rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale. La Chiesa oggi si riunisce in una giornata di preghiera e digiuno per la pace. Secondo padre Antonio Ramina, rettore della Basilica del Santo, dobbiamo fare nostro il dramma di chi sta soffrendo per la guerra. Il dramma di quanto sta accadendo a Gaza è nel cuore di tutti, è nel cuore del Santo Padre, nel cuore di tutta la Chiesa, che oggi proprio si riunisce, si rende comunità ancora più grande in questa giornata di digiuno e di astinenza per la pace. Sì, credo dica molto bene il Papa che noi corriamo il rischio addirittura di abituarci anche alle cose più terribili, più dolorose, forse perché sono proprio tante nel mondo, come i conflitti che sono appena stati ricordati. E quindi credo che sia importante sentirci in comunione con queste situazioni di sofferenza, proprio accogliendo l'invito di Papa Francesco a fare un po' nostro questo dramma, almeno con il digiuno, con la preghiera oggi in modo particolare, quindi un modo sia per sentirci in comunione con tutte quelle persone che vivono questa tragedia, ma anche per assumere per quanto poco un po' su di noi questa fatica. Ecco, la terra, diciamo, di Gesù è una terra che continua a essere dilaniata dalla guerra. Una terra travagliata, chissà come mai proprio quella terra così santa vive questo dramma da secoli. Ecco, credo che in questo luogo francescano da cui sto parlando in questo momento possiamo anche ricordare tutte le iniziative proprio francescane. San Francesco stesso è andato in Terra Santa, Sant'Antonio come figlio di San Francesco forse la portava nel cuore, quindi per noi è un luogo particolarmente santo, nel senso che la ricordiamo come un luogo simbolico di pace sognata, ma che speriamo possa essere anche raggiunta. E con le parole di padre Antonio Ramina, rettore della Basilica del Santo, si conclude questa edizione di Focus TG. Vi ricordo i prossimi appuntamenti con l'informazione di Rete Veneta a partire dalle 18:50 con il telegiornale di Bassano del Grappa, a seguire il TG di Vicenza e poi questa sera dalle 21:20 il talk show Focus. Grazie per averci seguito e arrivederci.